Dopo la dichiarazione di zona rossa avvenuta qualche giorno fa per il comune di Palma di Montechiaro, da oggi c'è anche quella della città di Ribera. Lo è di fatto per via del numero dei contagi che si sono registrati nella città delle Arance. Anche nella nostra città si registrano continui aumento di casi di persone contaminate. L'ultimo bollettino dà 133 positivi totali, tra cui 5 ricoverati, 4 in degenza ordinaria, 1 in terapia intensiva, 2 in un hotel Covid, trattasi di 2 migranti presso il centro di accoglienza, 126 in trattamento domiciliare, dati che se in continuo aumento ancora potrebbero portare anche la città di Agrigento in zona rossa. Sentiamo in merito il sindaco Franco Miccichè. Agrigento rossa quanto prima? Ma penso che si paventa, però penso che non ci arriveremo perché da 2 giorni siamo stazionari come numeri di casi positivi e per arrivare alla soglia della zona rossa ce ne vuole ancora. Sì, giorni fa è vero che visto l'aumento così repentino e esponenziale dei casi positivi si era arrivati a questo spauracchio. Devo dire la verità che da ieri e oggi la situazione è stazionaria. Io aspetto stasera diciamo, il bollettino della regione siciliana. La regione siciliana ogni mercoledì raccoglie tutti i dati delle varie province siciliane e poi alla fine emette il verdetto. Quindi sono stato in contatto anche l'altro ieri, anche ieri con i funzionari dell'assessorato alla sanità e dell'ispettorato anche alla sanità di Palermo. È un colloquio quasi costante, giornaliero, e quindi stasera poi avrò altre notizie. Noi sindaci avevamo il potere di poter chiudere le scuole come l'ho fatto, se vi ricordate bene, prima di Natale, proprio per problemi di prevenzione. Io sono un medico, secondo me la prevenzione è la prima cura. Purtroppo, ahimè, ci hanno levato questo potere dal 2 marzo del 2021 di quest'anno, col decreto del Consiglio dei Ministri, ha ribaltato questo potere dai sindaci ai presidenti della regione. I presidenti della regione che potranno chiudere le scuole se i casi supereranno i 250 per 100.000 abitanti, e allora il presidente Musumeci emetterà un'ordinanza di chiusura. Per Agrigento i casi dovranno essere 145 eventualmente, perché in proporzione a 258.000 abitanti la possibilità deve essere di 145. Penso che con i dati di questi ultimi 2 giorni che sono stazionari, abbiamo avuto un 126 l'altro ieri, poi 124, 126 2 giorni fa, 124 l'altro ieri, 126 ieri. Penso che il trend si sta stabilizzando. Se così è con aumento anche dei guariti, non si passerà sicuramente a zona rossa, però stiamo aspettando, non posso dare sentenze se non aspetto anche il responso della regione siciliana che, ripeto, ogni mercoledì sera poi ci dà.